Carissimi telespettatori di O Bianco o Nero, benvenuti in piazza. Oggi parleremo di finanziaria, o meglio, come la comunicazione veste questa finanziaria. Insomma, ci sono tante lacune, la gente normale come siamo noi, insomma, fa fatica a capire se siamo poveri, se siamo ricchi, se stiamo bene, se gli investimenti di coloro che hanno qualche soldino sono in buone mani o meno, tanti quesiti, e cercheremo di risolverli, non tutti chiaramente, non abbiamo questa presunzione, con gli ospiti in studio. Intanto io ringrazio il sindaco di Bassano del Grappa, Stefano Cimatti, grazie per essere con noi. Buonasera. Raffaele Grazia, consigliere regionale. Buonasera. Gilberto Trevisan, sindaco di Rossano Veneto, e l'amico Alessandro Ticce. Io ti ho messo come direttore di Bassano Net perché è un portale, certo. Ecco, quindi la comunicazione dei giovani, insomma, attraverso un portale andrà avanti. Sì, ma ormai anche dei meno giovani, insomma, è un po' più intergenerazionale. Ecco, bisogna far conti con la comunicazione attraverso questi nuovi mezzi di comunicazione, nuovi, tra virgolette. Sì, perché quando dai l'informazione poi c'è la gente che commenta e quindi hai il quadro, il polso della situazione. Quindi lei non è che ci sono bluff qua non ci sono bluff, non si bara. In televisione, insomma, abbiamo ancora, diciamo così, questa piccola capanna che ci tiene un po' così protetti da eventuali vaffa, ma sicuramente i nostri telespettatori potranno fare quello che vogliono. Però Stefano Cimatti, questa finanziaria è partita, non si sa bene quando finirà, quando entrerà veramente in porto, ma io la domanda che poi farò un po' a tutti e quattro: siamo poveri veramente? Siamo ricchi? L'Italia è un paese così depresso? Io ricordo che l'Italia è ancora uno dei primi paesi più ricchi del mondo a livello di arte, a livello di monumenti, a livello anche di grandi eccellenze proprio nell'umanità. Ma capire questa finanziaria, vorrei fare una battutaccia e dire che non è facile da capire, forse non so se l'abbia capita bene neanche chi l'ha scritta, perché in continua evoluzione si continua a cambiare. L'Italia è un paese straordinario, non credo che possa assolutamente essere paragonato alla Grecia o alla Spagna. I nostri beni culturali, ma non solo, le nostre aziende. Siamo in una condizione difficile per un debito pubblico molto alto, ma sappiamo che essere un debito pubblico anche molto copribile dai privati, perché il risparmio in Italia c'è sempre stato. Sicuramente è un momento molto difficile, un momento che dura da qualche anno, poi mi pare chiamarlo un momento, e adesso queste manovre sono necessarie. Sono necessarie e credo che siano anche difficili. Giudicarle è un po' difficile fin tanto che le bocce non si fermeranno, perché finché le bocce sono in movimento, lo vediamo ogni giorno, adesso si sente parlare anche che alla Camera potrebbero esserci degli ulteriori emendamenti. Vediamo quello che succede, perché ne abbiamo viste di tutte e di più. Raffaele, grazie. È una situazione in evoluzione, quindi si respira sì il Parlamento e il Senato, ma inevitabilmente si respira anche nei palazzi governativi della Regione. Insomma, questa situazione dove è un po' di stallo, dove credo che forse il politico sia troppo identificato con la matrice politica e a volte non esprime la propria eccellenza, la propria intelligenza, anche la propria volontà di essere diversi in qualche maniera, avere dei pareri diversi rispetto al partito di appartenenza. Ma sicuramente le espressioni della politica di questi tempi non sono delle migliori. Viviamo una lotta continua tra tribù, dove l'insulto è l'elemento che governa il confronto politico e dove nessuno sembra assumersi la responsabilità che ha, che sia maggioranza o che sia opposizione. Io credo che sia stato sbagliato trasferire agli italiani nei primi mesi di quest'anno il fatto che questo paese stava meglio degli altri, perché non era una verità. Dall'altra parte credo che in un momento così difficoltoso non sia neppure corretto inneggiare lo sciopero generale.
Ci vuole in questo momento una grande capacità da parte di tutti di fare un passo indietro, di non rivendicare un'appartenenza partitica, ma bensì l'appartenenza a un contesto che è il Paese, che è un Paese in gravissima difficoltà, dove la speculazione economica internazionale ovviamente si sta concentrando. Giustamente diceva Stefano Cimatti, noi non siamo né la Grecia né la Spagna, basti ricordare che questo Paese ancora oggi è il secondo Paese in Europa per esportazioni, quindi significa che c'è tutto sommato una capacità di produzione e anche una capacità di commercio nel contesto internazionale. Forse questo Paese ha oggi una classe dirigente che non si merita e sarebbe opportuno che questa classe dirigente riuscisse a fare un passo indietro e riuscisse a far emergere tutte quelle energie positive che la società comunque italiana riesce ad esprimere. Gilberto, una classe dirigente che non si merita, però c'è da dire che il cittadino, più che mai in questi periodi, insomma, sta attraversando un momento di grande defezione dalla politica. In qualche maniera questi slogan che cercano e tendono comunque a dividere, ma non soltanto il sud dal nord, ma credo proprio in soldoni dividere proprio per appartenenza sociale, sia un dramma del tutto nostro e del tutto di questi giorni. Certamente sì, è una verità. Ma io mi rifaccio un po' a quella che mi sto facendo come esperienza amministrativa. 13 anni in amministrazione, ho visto passare, Raffaele, diverse classi politiche al governo e chissà perché nell'amministrare abbiamo sempre avuto delle grandi difficoltà, però è anche vero che oggi la difficoltà è forse un attimino più grande, perché forse non si capisce le problematiche degli enti locali. Alle volte mi meraviglio e sto difendendo più la posizione di un sindaco che amministra che un imprenditore che lavora. Io sono l'uno e l'altro, ma non so perché mi trovo più coinvolto a difendere la posizione da sindaco che quella di lavoratore. Forse perché sento la responsabilità di un comune che bene o male deve andare avanti a tutti i costi, scendo in piazza a protestare proprio perché vado a dire che non discuto il patto di stabilità. Non discuto delle regole che bisogna fare perché le cose non vanno bene. Sono d'accordo con Raffaele quando che dice abbiamo nascosto una verità, abbiamo detto che tutto va bene, invece le cose non andavano tanto bene. E sono d'accordo con lui. Perciò, per questo motivo, credo che bisogna assolutamente trovare dei sistemi per creare dei correttivi. Soltanto che le cose devono essere diversificate, non possiamo paragonare tutti nella stessa identica maniera. Io sono convinto che tutti abbiamo la nostra realtà. Sto vivendo delle cose anche piccole, guarda, qua c'è il sindaco Cimatti di Bassano, cioè siamo in un tipo di finanziaria che non siamo nemmeno capaci di spostare un dipendente da un comune a un altro comune, è assurdo. Un dipendente del mio comune che ha manifestato l'intenzione di andare su un altro comune, che si presenta un posto di mobilità, non di assunzione, abbiamo capito, non si assume, non si può assumere, eppure siamo sotto organico ma non si assume. Il fatto di dire quel personaggio lì lo porto qua, il mio te lo do a te, tu hai il posto per il tuo che va da un'altra parte, sì l'ho trovato, è mesi e mesi che stiamo lavorando con 6 comuni per far ruotare una persona e ad oggi sai cosa che mi arriva? Mi arriva naturalmente un po' di titubanza da parte del comune di Bassano, dice poniamo un quesito se questa operazione è possibile fare nell'ambito di una mobilità. Allora tu prova a pensare come stiamo governando se non siamo nemmeno capaci di spostare una persona da un comune all'altro. È assurdo, è una cosa assurda. I meandri della politica, senza nulla togliere. La burocrazia è esagerata e qua ne viene un contesto che dà esattamente la quota, la somma di quello che stiamo dicendo. Però io sulle prime pagine della finanziaria ho visto le cose più belle che attraggono gli italiani. Le auto blu non più 2000, 2005 ma 1600, poi dopo in qualche maniera prima si dovevano andare ad esaurimento, si buttavano via, in qualche maniera forse si potranno riciclare, insomma anche lì è un po' scritto che uno deve anche interpretarlo. E quindi, però già là lui dice però si tagliano, però, insomma non è che 1600 sia proprio una schifezza, bisognerebbe andare un po' sul vero tema che scotta in qualche maniera l'opinione pubblica nei riguardi della costosissima politica. Seconda cosa è, siamo veramente più poveri di 30 anni fa, di 40 anni fa, oppure io sogno e vivo in un mondo al quale mi appartiene soltanto a me, cioè io la mattina
mi hanno fatto un mondo tutto mio, no? Che vedo le cose che altri non vedono, quindi io ti dico quello che io vedo che comunque tanti sono andati in ferie, 8, 10 milioni, 12 milioni. Ho fatto un calcolo, per la verità, che per quanto riguarda l'informazione locale e anche diciamo nazionale, l'Italia non è più un paese da 60-64 milioni, ma è un paese da 250 milioni, perché ogni settimana andavano via 12 milioni di autovetture. Ma intendi di abitanti o di debito pubblico? No, io parlo di abitanti, ogni settimana sono in 12-13 milioni di auto, insomma fai il rapporto per 3, insomma quanti siamo? Guarda, questa è una contraddizione che va avanti non da quest'anno, ma già dal 2008-2009, quando abbiamo tutti cominciato a riempirci la bocca della parola crisi che naturalmente ha fatto vedere sui affetti, soprattutto sotto alcuni profili occupazionali delle fabbriche, eccetera, ma contemporaneamente stiamo vivendo un clima molto isterico, perché noi stessi, gli stessi addetti ai lavori, abbiamo sentito il sindaco Trevisano, non hanno la percezione della situazione. Figurarsi l'uomo della strada, l'uomo che appunto la mattina si sveglia, come me, ecco, come te e come tutti noi, e dice, andiamo avanti, vediamo cosa succede. Chissà che razza di spacciatore che Argesi, insomma, in qualche maniera. Effettivamente c'è questa contraddizione in termini per cui sicuramente ci sono tempi che fanno nascere cattivi pensieri, ma fanno nascere anche tanti buoni propositi. Le file da 20 km in autostrada per le vacanze verso la Croazia, la Slovenia di fine agosto, non sono invenzioni. Mi pare che allora c'eri anche tu. Ti sei svegliato come sono rimasto imbottigliato anch'io. Sì. No, c'eri nel senso che le c'ero. A Bassano del Grappa ho visto dei nuovi negozi che aprono in centro. Ci sono questi fenomeni. O dici la verità o invece abbiamo lo stesso spacciatore. Insomma. Ecco, dopo ci mettiamo d'accordo, perché non so, non dico che siamo l'orchestrina che suona su Titanic, perché non sono così disfattista. Certamente non abbiamo la percezione. Abbiamo ondeggiato, siamo come in un gommone. La nostra Lampedusa è il bancomat, arriviamo là, finché ce n'è andiamo avanti. In qualche maniera questo è il meglio degli italiani. Quello che ha detto il nostro sindaco mi trova pienamente d'accordo, in fase un po' filosofica, nel senso che l'Italia ha diciamo, crediti superiori al debiti, perché è un paese straordinario e c'è una certa ricchezza e come diceva appunto Raffaele Grazia, abbiamo anche imprenditori che esportano molto e come. Quindi io ho paura che ci sia un po' il clima della paura. Dove c'è il clima della paura si sa i poteri forti come questo, che è inevitabile, che è un potere forte, insomma dove c'è paura c'è la necessità di adagiarsi su quello che ti fa paura. In soldoni la signora Maria raccontava ai suoi figlioli: attento che se non fai il bravo arriva il babau era una sua invenzione e quindi il babau lo faceva venire e andare esattamente come voleva. Però questa è una tecnica che si sta usando molto in quest'ultimo ventennio in Italia. Indubbiamente si dicono tante cose inesatte e il problema è che l'Italia è un paese ricco, ma è un paese che sta sprecando molto. Arriviamo anche a questa parte. Sì, e allora io dico, è certo che servono delle vere riforme strutturali, perché se no non si ottiene niente. Però prima si stava parlando del costo della politica, e allora bisognerebbe togliersi almeno anche certe visioni che vengono date. Perché lo dico io che non sono mai stato né deputato, né senatore, né consigliere regionale, né lo sarò mai. Non è il problema di quanto guadagnano 1000 persone in Italia che sono i deputati e i senatori. Il problema è quanto guadagnano le altre 599.000 se è vero che 600.000 persone vivono solo di politica. Il problema sono gli enti e i problemi che si affrontano. Io sono rimasto basito quando ho visto l'eliminazione dei comuni sotto 1000 abitanti, perché abbiamo dei casi specifici. Se pigliamo Campolongo sul Brenta, 850 abitanti che dovrebbe sparire, lasciamo stare i servizi insieme, ma ha come costo degli organi istituzionali 11.000 euro l'anno e sono 15 persone, 15 volontari che vanno a pulire le rive del Brenta. Allora c'è un'impreparazione in tutto questo che secondo me veramente lascia perplessi. Credo che veramente si debba fare una delle riforme, non sto io a elencarle qui, sappiamo benissimo quali sono le riforme strutturali, ma anche sugli enti, sui costi della politica bisogna dargli un taglio vero, non ridiminuendo lo stipendio, i compensi di un senatore o un deputato
e quella è ben poca cosa. Posso dire che anche nei paragoni, insomma, da cittadino, io dico, da Anchorman, perché più altro non sono, e gli slogan della politica sono fantastici, Raffaele, siamo tutti sul Titanic, se affondiamo muoiono tutti, perché c'è una leggera differenza, che il Titanic, insomma, se affondavano potevano sì morire in prima e seconda classe, anche là è discutibile, ma l'Italia non è proprio un Titanic, qua si affondano i soliti noti, la povera persona, la signora che va con la pensione a 250 euro al mese, e voglio vedere se non è un miracolo. Quando parlano del miracolo economico italiano, io il miracolo andrei a impararlo e vorrei che me lo insegnasse la signora a 250 euro al mese o a 500 euro con un mutuo perché è rimasta vedova. Cioè, queste sono cose che forse per la politica sono altro. Ma credo che se dovessimo affondare, una gran parte dell'Italia non affonda, anzi va via a vela. I paragoni fanno molto male. Al di là del fatto che è una frase che ha detto il ministro Tremonti, siamo sul Titanic, mi pare. Sì, credo che la politica abbia perso il contatto con la realtà. E credo che la politica, non ho alcun motivo per tutelare la politica regionale, perché anche la politica regionale, a mio avviso, è vissuta soprattutto negli ultimi tempi di slogan. Ricordo ancora la campagna elettorale perché è abbastanza recente e ricordo come il tema e lo slogan fosse prima il Veneto. Questo era ciò che diceva l'allora candidato e oggi presidente del Veneto Luca Zaia. E chiedo ai miei amici sindaci se c'è ancora l'idea di prima il Veneto nel momento in cui da Roma decidono un taglio drammatico agli enti locali e lo decidono uguale per tutti gli enti locali, come che l'amministrazione di Rossano Veneto piuttosto che quella di Bassano del Grappa sia esattamente paragonabile in termini di trasferimenti dello Stato, in termini di numero di dipendenti, in termini di efficienza, in termini di servizi realizzati, a qualche altra realtà di amministrazione locale che sta in qualche altra parte del paese. Allora, se fosse stato prima il Veneto, avremmo dovuto dire tagliamo il numero dei dipendenti pubblici, ma facciamo in maniera tale che siano uguali per dimensione di comuni, per prestazioni di servizi in tutte le realtà italiane. Anche qui questa logica dei cosiddetti costi standard, no? Che sembrava la panacea di tutti i mali e lo slogan determinante del federalismo fiscale, con queste manovre è esattamente andata a farsi friggere, e uso un termine edulcorato ovviamente perché siamo in una televisione. Ecco, tutti questi slogan, questa fa parte dell'ipocrisia della televisione. Poi dopo di noi vanno i porno e allora quello va bene. Certo. Bisogna essere un po' più elastici. No. Vai tranquillo. No. Allora dico, credo che i nostri governanti abbiano un'idea della situazione che è assolutamente diversa dalla realtà, ma d'altra parte, ripeto, se ci dicevano che le cose andavano bene qualche mese fa, faccio fatica a capire che abbiano una capacità di conoscenza delle cose. Tra l'altro, sulle autonomie locali, è l'unico ambito dove vanno a tagliare? Perché nell'ambito ministeriale, oppure degli stessi costi della politica, guardate, molto francamente, no? Qui stanno speculando se il numero dei consiglieri regionali in Veneto deve essere di 60, qualcuno sempre in una logica di slogan dice 30, significa che ammette, però lo ammette Luca Zaia, che ce ne sono 30 in consiglio regionale che non servono, che non fanno nulla. Io ho anche un'idea di 30 nomi di consiglieri regionali, colleghi, che sono lì a scaldare la sedia e basta, perché non intervengono, perché non fanno proposte di legge, perché non sanno neppure di quello che parliamo durante gli ambiti del Consiglio regionale. Probabilmente da questo punto di vista ha ragione Luca Zaia. Nel suo partito ce ne sono tanti, però, credo siano la maggioranza dei 30 che dovrebbero essere eliminati. Però ecco, tagliare i consiglieri regionali in Veneto, dicono a Roma, devono diventare 50. Però contemporaneamente a Roma dicono che siccome la regione Sicilia, che ne ha 90 e ha gli stesso numero di abitanti del Veneto, lo Stato non può intervenire perché è una regione a statuto speciale. Oppure a Roma ci dicono contemporaneamente che non possono neppure intervenire sul numero dei consiglieri del Friuli Venezia Giulia, che ne ha 60 e sono 1.600.000 abitanti, certo. E sono 1.600.000 Lo stralcio abitanti. sarà anno per anno, poi dopo Ecco, la riduzione. allora riduciamo i parlamentari perché credo che il numero di 1.000 sia un numero eccessivo, ok?
Gli Stati Uniti d'America ne hanno 535, credo che noi possiamo accontentarci di un numero pari a quello degli Stati Uniti d'America. Con 350 milioni di abitanti. Per carità, possiamo pensare a qualche ente che oggettivamente può non aver più motivo di esistere, okay? Ma andare a insistere sugli enti locali, che sono gli ambiti dove in questi anni si è riusciti a risparmiare molto della spesa pubblica, diversamente che ai ministeri, perché nei ministeri abbiamo scialacquato alla grande, in nome sempre di una capacità di trasferire promesse e benefici da parte di chi ha governato questo paese, soprattutto negli ultimi anni. Ecco, credo sia il paradosso, insomma, di tutta questa vicenda. Scavalco un attimo Gilberto, perché poi dopo a lui diamo la parola dopo, che lo facciamo partire come lui sa. Una volta, comprarsi un paio di scarpe, non so se tu ti ricordi, 30-40 anni fa uno si comprava un paio di scarpe e quando andava a casa, voglio dire, era una festa. A Natale le famiglie normali come la mia si compravano un panettone, quando lo portavi, prima di arrivare al quinto piano, si suonavano tutti i campanelli perché dovevano vedere che avevi il panettone. Questa era la somma. Quando devi comprarti una lavatrice, cioè io mi ricordo che mio papà spaccava la testa contro il tavolo, cioè non ce la faceva. Era un dramma esagerato il frigo. Oggi il panettone costa poco più di €1. Una lavatrice costa €100. Un paio di scarpe le puoi trovare anche a €300. Promozioni, sono promozioni queste, ci sono. Telecamere con €99 splendide. Ci abbiamo perso un po', secondo me, il valore delle cose. Cioè, vale a dire, questo usa e getta, mi rifaccio un po' al discorso che faceva prima il sindaco, questa voglia, questa fame di consumare e gettare, no? Perché non conviene neanche più riparare, abbiamo secondo me segato una parte fondamentale della nostra società, l'arrotino, quello che riparava, quello che rendeva preziose le cose, e invece oggi più nulla è prezioso, tutto si usa e si getta e costa anche molto poco, cioè, questa è la verità, perché un chilo di spaghetti... Sì, è un benessere abbastanza effimero, nel senso è strano proprio. È strano, cioè le offerte per carità ci sono, è vero che ormai la produzione di questi benefit è usa e getta, perché prova ad andare in negozio a far riparare una macchina fotografica, ti fanno aspettare 6 mesi con tutta una trafila di carte, ne compri un'altra in super promozione. Questa sì è una droga di cui non conosciamo lo spacciatore. Ma soprattutto non conosciamo l'esito, perché comunque si parla di spazzatura, ma se andiamo a vedere cosa abbiamo fatto noi in 20 anni tra plastica, diodi, rame, materiali anche abbastanza pericolosi. Comunque, allora, non bisogna generalizzare, perché comunque ci sono fasce di popolazione che anche il chilo di pasta a 50 centesimi devono. Ci sono, basterebbe fare un'inchiesta in un supermercato. Nell'ultima settimana del mese sicuramente troviamo qualche pensionato che ripone il surplus degli scaffali. Assolutamente, e non solo pensionati, eccetera. Quindi ci sono gli estremi. In mezzo a questi estremi però io parlavo prima del gommone, no? Stiamo ondeggiando, anche probabilmente sobillati da tutte le notizie che ci hanno bombardato anche in questa estate, non abbiamo una visione precisa e chiara, non del futuro, ma del domani, nel senso di domani, di martedì, certo, mercoledì, certo. Insomma, proprio per questi provvedimenti, emendamenti e tutto in enti che ci stanno piombando, o forse non piomberanno mai. E ci rendono sempre più lontani da questa politica. Nel frattempo che si fa? Si cerca di creare una specie di maschera di autodifesa, cercando di vivere come una volta, presumo. Cercando di abbiamo ancora la capacità di tornare indietro. Ma non solo ci sono le offerte dei prodotti a basso costo, ma fai anche un calcolo di quante società finanziarie sono nate per i prestiti, per le carte di credito revolving, per tutte queste cose qua, creare debiti, che apparentemente sono dei vantaggi, ma creano dei debiti importanti. Gilberto, tu che sei sindaco, e mi pare che sia un po' il leitmotiv, in questi ultimi mesi ne ho ascoltati molti. Allora uno può essere del PDL, un altro è sindaco di sinistra, un altro può essere della Lega, però quando si arriva a essere sindaci ci si rende conto che l'appartenenza politica era tutta un'altra cosa.
e forse si scende nella naturalezza e nella naturalità degli esperimenti, diciamo così, tout court, de visus, no? Capisci veramente i problemi che ti dicono ma quando senti un bambino, un ragazzo di 14 anni dice oh mi devo fare l'iPhone perché sono stronzo, e cioè, hai capito? Devi scontrarti con queste realtà. Guarda, io sabato mattina ho avuto un'inaugurazione, ti parlo sempre di cose in diretta, di cose pratiche, di cose che succedono tutti i giorni. Ho fatto un'inaugurazione e qualche collega invitato a parlare dell'evento, no, ha debuttato dicendo, si dice sempre così, no? Queste sono quelle cose che la politica non deve dividere, qui non ci sono partiti né di destra né di sinistra, queste sono cose utili, eccetera. Per me è stata tanta retorica, no? Giusto per dire 4 parole. In realtà, io personalmente l'ho detto, se avessi osservato troppo la politica, la destra, la sinistra e i parlamentari, io certe cose nel mio paese non le avrei fatte. Ho deciso di fare l'amministratore, io ho amministrato all'interno delle difficoltà della politica. E cosa hai fatto al di fuori? Cioè, se oggi mi è arrivata venerdì mattina una tranche di pagamento sull'energia alternativa di 200 passamila euro, no? Cioè, vuol dire che amministrando sono partito con degli impianti che 4 anni fa mi hanno aperto delle possibilità, ci abbiamo ragionato, li abbiamo messi in atto e forse Rossano è l'unico paese che in questo momento sta usufruendo del 100% degli incentivi dello Stato in questo momento. Non abbiamo perso tempo. Voglio aprire una parentesi. Qua, questa è di poterli spendere perché sì, poi il patto di stabilità lo obbliga. È qui che arrivavo a dirlo. Sì. Il controsenso diventa questo dopo. Ma allora, io ho fatto una trasmissione dopo Fukushima, certo. No? Non so se c'eri anche te. C'ero anch'io, che abbiamo parlato di energie alternative. Ma si sono scagliati ripetutamente anche nei blog, quasi come un anatema che come la centrale nucleare sono sicurissimi. Beh, è proprio notizia di oggi che in Francia anche un'altra ha fatto un po' di casini. E insomma, tutto quello che è sicuro, la politica dovrebbe smettere i panni della sicurezza, cioè la sicurezza a seconda. Oggi siamo sicuri di questo, che poi domani diventa meno credibile, anche meno spendibile, Raffaele. Cioè nel senso che un po' più di rigore, un po' più di serietà, ma la serietà tolta dalla linea politica o dalla leadership politica. Ma allora io per carità provengo, nonostante l'età, da un'altra epoca della politica dove c'era comunque un rispetto tra idee e pensieri diversi, sono d'accordo, dove ci si confrontava in maniera anche accesa nelle sedi istituzionali. Sono d'accordo. C'era però un grandissimo rispetto delle istituzioni da parte di tutti. E sono d'accordo anche qua. E molto spesso nella mediazione tra idee diverse, anche alternative, si riusciva a individuare un percorso e a fare delle scelte, a maturare delle decisioni che poi, tutto sommato, sono le decisioni che ha fatto crescere alla fine sto paese, insomma, no? Oggi non c'è più senso delle istituzioni, non c'è più rispetto delle istituzioni, anche perché chi le occupa o chi ha una responsabilità non dà sempre degli esempi di correttezza, di rettitudine, e qui non è che mi sto riferendo in particolare al Premier, per carità, insomma, perché poi anche negli ambiti locali, insomma, tante degenerazioni purtroppo le vediamo. Ecco, quindi si è perso il senso delle istituzioni. Il confronto politico non è più tra idee, ma è esattamente tra parti, no? Tu sei dall'altra parte per cui io ti contesto. Quindi è tutto pregiudiziale. Come si fa ad arrivare a scelte condivise e a creare quel senso di fiducia nei cittadini da parte dei cittadini nei confronti delle istituzioni? È difficile in una situazione di questo tipo. È per questo che io dico oggi c'è davvero bisogno di sminare il campo, di seguire un po' quello che è l'insegnamento che l'unica persona che sta tutelando le istituzioni, che è il nostro Presidente della Repubblica, ci sta dando, no? Che chiede unità, che chiede di far presto rispetto ad alcune scelte. Mi fa una pena però, porco voi. Sì, però perlomeno la sua voce ogni tanto riesce a trasferire un qualche elemento di positività in questo contesto difficile. Sta cercando di farle in bianchino, insomma, in qualche maniera. Allora, siccome insomma, penso che la politica sia la capacità di costruire qualcosa e soprattutto la capacità anche di organizzare il futuro in maniera migliore, penso che oggi la scelta che devono fare coloro che hanno una responsabilità diretta sia proprio quella di un passo indietro,
eliminiamo questo confronto berlusconismo-anti-berlusconismo. Che siamo senso oramai- ha? Cioè la oramai rovina si è di questo dato paese quella non può essere legata al berlusconismo o all'antiberlusconismo. Insomma, no? Allora, tra poco riprendiamo il discorso delle macchine blu, perché voglio farle un altro discorso, ma prima andiamo un piccolo assaggio di pubblicità, perché sennò qua noi ragazzi siamo messi a carte 48, dateci questi 35, 60 come i comuni, siamo sul patto di instabilità noi, quindi un po' di pubblicità e poi di nuovo qua in piazza. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante, dotato di 60 coperti, è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio. Hotel ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna, Vicenza. Centro servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisione Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Brink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprint, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Sostituzione filtri particolati che riducono del 94% le emissioni delle polveri sottili. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card. Più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Bentornati in questa splendida piazza, qui in compagnia con i nostri ospiti. Abbiamo parlato di macchine blu, ma prima volevo fare una piccola diciamo così, notazione. Intanto ringrazio veramente i tanti telespettatori che ci stanno seguendo e che ci seguono. È per noi una gioia immensa vedere gente per strada e dice: quando è che cominciate con le dirette? Noi ci siamo presi una pausa ad agosto perché è anche giusto che sia così, poi non abbiamo questa volontà estrema di comunicare cose, perché abbiamo veramente un panorama di televisione talmente importante che le comunicazioni e le informazioni dovrebbero essere veramente tante per tutte e per tutti i gusti. Però noi ringraziamo evidentemente coloro che ci dicono che siamo naturali. Beh, questo è proprio vero, più naturale di noi non c'è nessuno, anche perché sì, siamo bio nel senso perché non abbiamo nessuna appartenenza e gli ospiti che vengono qua insomma sono a loro agio, spero, e non si sentono minacciati, vero Raffaele? Grazie. Non c'è alcun dubbio che vengono qui e si sentono a proprio agio, perché qui si può esprimere con libertà come dovrebbe essere per un luogo come questo, essendo informazione pubblica poi alla fine, no? Anche diversamente non, da qualche altra emittente. Non per i produttori, Raffaele, ma i produttori come noi producono una trasmissione e se la pagano e se la mangiano, non hanno mica contributi pubblici. Però le televisioni ce li hanno questi contributi. Sì, ma infatti la cosa paradossale è che oggi il mondo della comunicazione si è scatenato contro la casta, no? Però dico, i direttori dei giornali piuttosto che i direttori di qualche televisione, cioè di tutte quelle realtà che vengono comunque finanziate da contributi pubblici, si sono scatenati sul tema delle dichiarazioni dei redditi, eccetera, no? Dei consiglieri regionali. Certo. Noi da sempre le nostre dichiarazioni dei redditi sono pubbliche, Beh, certo, le pubblichiamo sul BUR l'unico e ogni anno i giornali le pubblicano, cioè un mese generalmente che è quello di settembre, dove le pubblicano tutte e non è un problema, insomma, testimoniamo. Ma mi chiedo, ed è giusto perché noi riceviamo come emolumenti soldi che sono pubblici della comunità. Siete Ma perché? Ma perché non fanno anche altrettanto esattamente quei giornalisti o quei direttori generali di giornali o di emittenti televisive, oppure gli stessi editori, perché poi gli editori che fanno sparare i propri giornalisti sulla casta, insomma, no?
ne abbiamo visti anche di... Creano consenso pubblico No, senza ma mi chiarire. chiedo come vivono queste televisioni se non con una quota a parte di finanziamento che li trasferisce comunque la politica o la casta, Credo come la che in chiamano loro. alcuni casi coprono le spese del 100%. Sì, per cui insomma... Tra l'altro, scusa Raffaele, ne avevamo parlato Già parlato in questa una trasmissione ma Raffaele Grazzi ampiamente. non ci ha guardato. Non ci ha guardato, ma lo perdoniamo. Tornando, sì, dimmi. No, volevo dirti, per agganciarmi a quel discorso, che adesso la grande moda è butta giù la casta, no? Sì. Ecco, per cui Si fa più bella si figura. fa più bella figura perché E la crea il percezione è che la notizia che vuoi dare, perché è quello che il pubblico vuole Però sentire. non tutta la casta. No, quella no. Qualcuno si teme... Sono porzioni di casta, Ah, a seconda di quello che non ti serve tutta. o no, non tutto, insomma. Non Una esiste perché comunque devi vivere in questo mondo, no? E quindi non Cioè, puoi si decide di sparare buttare giù. a 360 gradi su tutta la casa. Scusa Alessandro, noi queste cose non le possiamo fare, non le facciamo. Bene. Però prima Grazia diceva che una volta c'era più rispetto per le istituzioni, anche Vero. da parte della gente, ma perché una volta le istituzioni le eleggevamo noi, parlo dello Stato, i nostri rappresentanti a Roma erano i nostri rappresentanti a Roma, non erano delle schede Possiamo prestampate. riaffrontarlo verso la fine, Alessandro, E questo voglio solo discorso? dirti che se io eleggo una persona direttamente e quello Certo. fa un emendamento su cui non sono d'accordo, quando torna a Bassano lo prendo per il bavero della giacca e dico ma cosa hai fatto? Adesso c'è questo senso di impunità, Certo, non immunità qui si parlamentare. butta sul mazzo, ma vogliamo fare nelle prossime puntate, mi piacerebbe che tu facessi un'indagine, se puoi farla, perché se noi diciamo all'italiano che deve pagare il canone, l'italiano un po' si incazza, diciamoci la verità, non è che sono tutti contenti, però mi piacerebbe cosa costa all'italiano mantenere 600 e passa emittenti private, sarebbe un bel argomento per capire. Sì, ma al privato, cioè io devo pagare il canone, ma non devo pagare la TV privata, però la pago. Mi piacerebbe capire cosa paga il privato per mantenere le Ci sono TV dei dati private. pubblici. Ma certo, ma andremo a sfrugogliarli con precisione. Sì, però se voi entrate in questa straordinaria... Ma lo faremo, non ti preoccupare. No, in questo straordinario mondo che è internet, sì. vi assicuro Sì, c'è il mondo. che è difficilissimo trovare i dati precisi di soldi pubblici che ricevono i mezzi di comunicazione e di informazione. Verissimo. È questo. difficilissimo. Verissimo, verissimo. Tornando alle macchine blu, che è un po' il leitmotiv di questo, le contraddizioni dell'italiano, io parlo della signora Maria, del signor Mario, Antonio, Giuseppina, la gente comune come me che la mattina si alza e deve vedere il mondo storto oppure il mondo dritto a seconda di come si alza. Allora noi diamo per antipatico il fatto che un politico debba avere la macchina blu. Io parlando con un politico, e non faccio né il nome né neanche l'appartenenza al suo movimento, mi ha detto una cosa che, oltre a commuovermi, ma in realtà è un europarlamentare, e mi ha detto guarda che io sono d'accordo, perché le macchine blu sono tante, sono mal miscelate, sono mal date, ci sono tanti sprechi. Io che non ce l'ho, perché il Parlamento europeo non ha, a meno che non sia Barroso, non hanno le macchine blu. Però tante volte che io faccio delle conferenze e lo faccio con spirito importante di coscienza, è un uomo politico che crede in quello che fa, io lo stimo per questo, c'è tante volte anche la tensione, mi ritrovo in macchina e tante volte veramente ho rischiato di un colpo di sonno, perché insomma se uno lavora veramente, io ricordo l'onorevole Santini da europarlamentare col 99% delle presenze, era uno che lo stipendio se lo guadagnava in realtà, in soldoni, perché ha fatto molto, pur appartenendo a quell'epoca al PDL, al PPE in Europarlamento. Quindi bisognerebbe cercare di fare delle discriminanti, perché la politica è giusto che costi, ma io non sono arrabbiato perché guadagnano molto, sono arrabbiato perché producono poco, ma ce ne sono tanti che producono molto. Sicuramente c'è gente che lavora bene come in tutti i campi. Per non buttare, sai, sulla casta. No, ma non si deve fare di Perché è ogni erba, sbagliatissimo. no, ma non si deve fare di ogni erba un fascio. Io sono convinto anche che ci siano delle persone, appunto, anche, voglio dire, anche degli assessori regionali, in una regione come il Veneto, che è una regione vasta, che per muoversi da una parte all'altra, il tempo che risparmiano avendo un autista, per cui non devono cercare il parcheggio, possono fare le cose, io trovo che sia assolutamente giustificato. E se li pagano comunque, perché gli assessori regionali una Devono quota dare una parte, parte, del costo Devono è pagato. Quindi. Non mi scandalizza minimamente. Hai bisogno di un autista, Raffaele?
mi scandalizza. Avevo diritto perché sono in vicepresidenza del Consiglio, ma ho rinunciato ancora all'inizio della legislatura in tempi non sospetti. Ma ti offrivi tu, Nicola. Beh, io sto vivendo una difficoltà, io purtroppo racconto sempre scherzando che dal 1983, siccome lavoravo tanto ed ero in giro sempre per l'Italia, sono sempre andato con un autista. Da quando sono sindaco non evito in una maniera più assoluta che qualcuno mi guidi la macchina, perché non vorrei che qualcuno mi additasse come adesso che è sindaco si fa portare l'autista. No, la macchina blu, ma è sua però. No, è nera. No, ma effettivamente poi dopo se andiamo a vedere determinati sprechi, è chiaro che ci sono determinati sprechi. Mi permetto di dire una cosa sulla regione, forse Raffaele non è d'accordo. Io sono spesso a Venezia, la sfilata di motoscafi, sapendo quanto costa di manutenzione un motoscafo da Laguna davanti al Consiglio regionale, davanti alla Giunta, mi pare un pochino eccessivo, però forse anche quello ci sta, Venezia è una città particolare. Io credo che di risparmi se ne debbano fare molti, se ne possono fare molti, e io credo che gli enti locali ne facciano veramente moltissimi. Bisogna andare a guardare i bilanci degli enti locali, andare a guardare cosa si è speso di rappresentanza, di viaggi, di trasferte. Sono cifre minime, anche in un comune di 43.000 abitanti come Bassano. Allora, adesso ti voglio fare una domanda cattiva, così almeno dici, almeno che tu sei cattivo. Perché, una breve parentesi, perché non voglio parlare del Tempio Ossario di Bassano, allora non ci guardano soltanto a Bassano, ma anzi io ringrazio gli amici di Lamezia Terme, della Sicilia, e anzi dire che Bassano è splendida. Noi abbiamo un monumento che in pratica è un memoriale, no? Dove voi state, e anche la Regione Veneto sta investendo soldi per metterlo a posto, e ho sentito che ci sono molte polemiche. In alcuni blog, anche sul tuo, su Bassano Netto, ho detto, ma scusa, ma la Chiesa non tira fuori neanche un denaro. Allora se uno non sa le cose, o gliele spiegate, oppure mi dovete convincere che questo signore che dice ma come, ma scusa, la Chiesa ha piena di soldi, che metta un po' di danè. Però se mi rispondi a questa domanda. No, ma la questione è complessa, ci vorrebbe molto tempo per spiegarla, ma detta in poche parole, l'ossario ha oltre 5.000 caduti per la nostra libertà. Il memoriale. Io credo che sia un delitto che parenti, amici, pronipoti non possano entrarvi. È della parrocchia che in un accordo di programma lo ha ceduto e passerà di proprietà a onor caduti, quindi al Ministero della Difesa, appena restaurato. Per restaurarlo è stato stabilito che ci voleva una certa cifra, la deve pagare lo Stato, la deve pagare la Regione, la deve pagare il Comune. Peccato che quando hanno cominciato i lavori hanno trovato che ci sono molti più danni per restaurarlo. Ma questo lo sa anche il signor Beppi quando si deve mettere a ristrutturare una casa. Ho capito, la perizia è stata fatta nel 2008 hanno stabilito che ci voleva 1 milione. E allora perché siete così attaccati? Spiegamelo. No, ma noi non possiamo, io come comune vorrei tirar fuori quei soldi e renderlo agibile. C'è un problema, che siccome non è un bene nostro, io corro il rischio che la Corte dei Conti poi mi chieda i miei soldi indietro. Giusto. Guarda, ho chiesto a tutti, dal Ministero della Difesa, al Ministero dei Beni Culturali, alla Regione, al generale Abrate che è un amico di Bassano, tutti hanno risposto picche. A questo punto, se qualcuno non si sveglia, purtroppo noi non lo possiamo aprire. Ed è un delitto, se poi io penso la strumentalizzazione che è stata fatta, perché c'ero cascato anch'io se non me la famosa piazzetta Ragazzi del 99, che per una specie di malinteso, dove abbiamo sbagliato noi probabilmente, eccetera, perché c'era un altro parco Ragazzi del 99, si era pensato di cambiargli il nome, sembrava che noi fossimo delle persone indegne di vivere a Bassano. Io credo che forse altre persone sono meno degne di noi se non si danno un po' da fare a trovare i soldi per rimetterlo in piedi, cosa che noi non possiamo fare legalmente, e quindi così è, caro mio. È così. Allora, Gilberto, sentivo che guardavi con... il passaggio alla Corte dei Conti è una delle difficoltà che ma no, io quella del spesso demanio non volentieri. sapevo che tornava allo Stato, tornava al cittadino italiano.
tornerà. Questo non lo sapevo. Sì, ma voglio dire, tu non sai quante volte la Corte dei Conti ti mette i paletti, nel senso, no, non ti metti i paletti, ti fa capire fin dove arrivano le tue competenze e fin dove non arrivano. Ti dicono stai attento a non spendere quei 5 lire o quei 5 euro, visto che siamo nell'euro, perché molto probabilmente non è competenza tua e se lo fai corri il rischio naturalmente di dover rispondere di tasca propria di fronte al Corte dei Ci Conti. sono sempre le persone, o quasi sempre quelli che sono Ma nel anche vostro sulle governo piccole cose, all'opposizione, sai, che insomma in qualche maniera battibeccano queste cose. Faccio un esempio anche ai nostri telespettatori. Caro Alessandro, sai che qua a Bassano hanno girato un film? No, non lo so, Non lo sapevi, è una battuta, è da mesi che ne parlo. Io ho sentito una diatriba. più di uno. Sì, questo qua di Diego Battantuono, che per me è un mito da quando faceva Eccezionale veramente, dicevo che sarebbe stato un grande attore e ci ho visto bene. C'è stata una diatriba sul fatto che sul ponte di Bassano, qua so che mi tirerò l'ira addosso di tanti, ma insomma me ne sbatto un par de ciuffoli, che si diceva che era poco etico far trascorrere o far transitare un toro per la memoria degli alpini, dei caduti, perché ha un forte impatto storico questo ponte. E sono d'accordo. Era una scena di un film, quindi l'arte va oltre, se andiamo a vedere, a queste cose spicciole. Poi dopo la faccio parlare, Sindaco. No, ma il problema del toro sul ponte era un altro. Sì, vabbè, ma io Pesa 900 kg, quello rischiava di buttare giù una sì, ma parlando era una questione anche di etica, no? Se non sbaglio, è così. Però nessuno va a dire che nel ponte degli Alpini, e insomma, grazie ai fumi dell'alcol, e insomma, per dirla così alla francese, insomma, fanno un po' di tutto, ci pisciano anche, voglio dire. E là però nessuno in qualche maniera si scaglia uno contro l'altro. Allora il rispetto dov'è? Perché il toro sono cose dell'altro mondo, le altre cose sono cose del nostro mondo. Ma dimmelo prima. Dica, Sindaco, l'ho messo in mezzo in questa che so che è scomoda. Questa è una però. battuta purtroppo sul decoro della città bisogna partire intanto dall'educazione della gente. Non è Bassano, guarda che siamo estesi in tutto un po' io tutto. Parlo in generale, ma ci vuole l'educazione della gente, evidentemente che non c'è più. Ci vorrebbero anche qualche possibilità in più, perché io ad esempio avevo fatto quell'ordinanza che ritenevo fosse giusta di inibire il poter consumare fuori dai 5 metri, avevamo messo rispetto ai bar. Perché? Per evitare proprio della gente con le bottiglie comprate al supermercato andasse a consumarle in mezzo al ponte. È stato deciso che quelle ordinanze non sono illegittime, per cui oggi non possiamo più fare niente. Ora a Bassano ci sono gli argomenti tabù, uno è la grappa. Capisco. Il controllo da parte delle capisco anche forse amministrazioni. l'ubicazione, se non sbaglio. In generale. È impopolare parlare male. di prevenzione dell'abuso alcolico a Bassano. Noi lo faremo anche settimana prossima, perché con l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada ogni mese c'è l'appuntamento fisso, perché comunque l'alcol sta causando gravi danni. E noi ci assumiamo la nostra responsabilità insieme a queste autorevolissime persone per poter cercare di portare avanti il discorso culturale. Raffaele Grazia, prima dicevi non c'è più paura delle istituzioni, e hai detto una cosa geniale, perché la paura delle istituzioni non ce l'hanno soltanto i cittadini normali, ma i ragazzini di 14 anni che bevono e si embriacano anche con la partecipazione ai supermercati e bar e quant'altro, quando vedono una macchina della polizia o dei carabinieri, li mandano a fanculo. Siamo alle 10:15, si può dire. Quando io alla mia età, quando avevo 15-16, avevo paura persino del bigliettaio, cioè il controllore, perché avevo un cappello in testa. Allora io nel mio mondo tondo e stupido, insomma, sono rimasto sempre pirla. Spiegami, darti ragione se avevi qualcosa da dire, che anche i ragazzi in qualche maniera i genitori dovrebbero. Ma adesso non vorrei però che anche di questo facessimo davvero di tutta l'erba un fascio, io non credo che i giovani di oggi abbiano meno valori dei giovani di un tempo, insomma no, certo vivono in una società molto più complessa, molto più difficile anche per loro, hanno sicuramente tante opportunità in più, però se noi gli trasferiamo a loro il fatto che se esistono delle regole è bello poterle superare queste regole, perché è ciò che molto spesso la stessa politica fa, e quindi li abituiamo a vivere in un contesto dove se sgarri non ti succede niente, se evadi sei un superfigo, se evadi le tasse intendo, certo. No,
se La cultura del furbetto paga. se vai ad escort è la normalità ed è una cosa che è giusta, no? Se ti ubriachi e prendi sotto qualcuno in macchina, sì, rischi qualcosa, però insomma ormai purtroppo sta succedendo questo e quindi qualcuno si sente anche magari legittimato a non rispettare le regole. Ecco, credo che la politica abbia grosse responsabilità su questo, perché quando tu non trasferisci il fatto che esistono delle istituzioni, quindi esistono delle regole, e le istituzioni hanno il compito di vigilare e di far sì che le regole vengano rispettate, perché tutti abbiano le stesse possibilità, le stesse opportunità e ci sia una convivenza civile, è una società che torna indietro, è una società che diventa più barbara, è una società rispetto alla quale fai fatica a parlare di valori, di sviluppo, di rimbocchiamoci le maniche perché è un momento di difficoltà. Ti mandano esattamente come hai detto tu prima a... Va bene, Stefano Cimati, che è sindaco di Bassano del Grappa, io vorrei sapere da lei proprio la difficoltà di fare il sindaco, non si offenda, non una piccola provincia, cioè una piccola cittadina, perché insomma 60.000 abitanti la pongo ancora in una città di provincia, con Croce ed Delizia, un po' si conoscono tutti, quelli che conoscono tutti sono quasi sempre un po' contrari a quelli che conoscono un'altra parte di Bassano, i poli importanti di Bassano, viene in mente i rioni come potrebbe essere San Babila a Milano o la Pellerina e Santa Rita a Torino, insomma quei poteri forti che sono distribuiti in alcune zone della città, ecco la difficoltà maggiore che ha trovato in questi 2 anni insomma. Ma io devo dire che fare il sindaco è molto gratificante, io lo faccio veramente volentieri e ho tantissime soddisfazioni tutti i giorni. Le difficoltà sono notevolissime, soprattutto in questo momento, perché io dico la più grande difficoltà è quella di far quadrare il bilancio, di dare risposte ai cittadini con i pochi mezzi, perché se avessimo un pochino di mezzi di più potremmo fare molte cose di più, a cominciare da maggior sorveglianza, a cominciare da mettere a posto meglio le strade, tenere meglio il verde, anche piccole cose che purtroppo non riusciamo a fare. Dico che la più grande difficoltà che ho trovato riguarda la situazione proprio economico-finanziaria del Comune, perché è bene che la gente lo sappia. Il Comune di Bassano ha un bilancio corrente di 41 milioni di euro, ma noi abbiamo un debito pubblico di 60 milioni di euro. Noi abbiamo delle rate dei mutui che ci ammazzano e ci tolgono dal bilancio corrente. Con i tagli che abbiamo avuto, la mia più grande preoccupazione è quella di riuscire a non tagliare il sociale, la mia più grande preoccupazione è quella di stare dentro il patto di stabilità, la mia più grande preoccupazione è quella di poter in qualche modo gratificare delle persone anche all'interno del comune che sono bravissime, perché nei dipendenti pubblici c'è della gente straordinaria e che purtroppo le regole non ci permettono di gratificare. Prima si accennava alla Corte dei Conti. Io vi garantisco che credo che il comune di Bassano del Grappa si sia trasformato dopo il 2007, perché nel 2007 c'è stata un'ispezione molto pesante della Corte dei Conti, che ha fatto dei rilievi gravi e tutti i dirigenti e i funzionari oggi vivono nel terrore che la Corte dei Conti contesti qualcosa. Questo pensate a cosa ci fa lavorare, rallenta le scelte e quindi stiamo passando un momento molto difficile, però io sono fiducioso. E poi bisognerà che cambino le cose, che diano ai comuni la possibilità di incidere anche sulle proprie entrate, perché altrimenti se dobbiamo semplicemente elemosinare qualcosa da Roma, mi pare che questo tanto decantato federalismo stia andando proprio a farsi benedire. A parte che questo federalismo io non l'ho ancora visto, però voglio dire, ecco, non era soltanto... Però ci dicono che esiste, ci dicono. Sì, se l'hai messo, tira fuori. Il federalismo l'hai fatto fuori. lasciato fuori. No, devo dire che tra le tante parole che si sono dette quest'estate, federalismo non l'ho letta da nessuna parte ed era un tema centrale del programma perché di governo. Perché un federalismo fiscale credo che possa beneficiare anche il Sud in qualche maniera, anzi sostanzialmente il Sud potrebbe essere tra i primi beneficiari, perché comunque se si parla sempre di un mondo torto, cioè nel senso cos'è l'altro mondo, il Sud ha grandi cose da esportare, il turismo potrebbe essere la California italiana, cioè
o no? Siete d'accordo oppure vedo perplessi? Beh, ieri però con tutte queste note negative che si vogliono sempre dare, ieri proprio è stata fatta una dichiarazione sui numeri, a Bassano quest'anno il turismo, come notti passate a Bassano di turisti, è aumentato del 15%. Me ne sono accorto, questo è vero. E quindi vuol dire che c'è anche una ripresa, come diceva prima Alessandro, ha visto nascere dei nuovi negozi. Io credo che tutti quanti hanno da recriminare, tutti hanno da protestare sempre, però io credo invece che siamo in una società che sta anche un po' riprendendo sotto certi punti di vista. Ai nostri Parlo a telespettatori, livello locale. attacchiamo i videoregistratori, sono gli ultimi 6 minuti, mettiamo invece in bacheca, mi fa venire in mente, parlando di turismo, del grave, e questa è una mia idea, poi dopo parti te, perché poi dopo ci partono anche gli altri, ma come referente della regione mi piacerebbe una bella risposta da chi è in regione e vive la regione. Secondo il mio punto di vista stiamo facendo un errore che lo pagheremo carissimo nell'arco degli anni, e sarà quello di fare una grande autostrada in Valsugana senza usare la vecchia Pirubi e senza potenziare la Valsugana di ferrotranvie oppure un bel treni che funzionino veramente ad andamento, non come in questo caso che vediamo che sono più le volte che sono fermi che le volte che sono in moto. Soprattutto mutualizzare una ciclopista che potrebbe essere un toccasana di 1 milione di cicloturisti all'anno che verrebbero grazie a quella pista da Monaco, di Baviera a Venezia a portare soldi. Ecco, credo che qua è una mia idea, si pagherà a caro prezzo una cosa che renderà ricchi soltanto poche lobby, ma poveri, tanto più poveri, i cittadini che subiranno questa grande cicatrice, sfregio. Allora, io ritengo, e ho sempre ritenuto questo, che la Valsugana sia un'opera da farsi. Non ho ancora visto il progetto, il sindaco di Bassano l'ha visto. Ne ho parlato questa mattina. Mi pare che sia la con l'assessore. No. Mi hai tradito? Sì, ma un pezzetto solo? No, io ne ho parlato proprio stamattina al telefono con l'assessore Chisso, dicendogli: guarda, siccome insomma vengo eletto in quel territorio e siccome in questi anni mi sono anche speso per questa soluzione, e per mio merito abbiamo evitato la Valsugana dall'altra parte, tanto per essere molto chiari, e qui me lo do il merito e non sono presuntuoso. Ho chiesto se è possibile vedere le carte, giusto per capire. Allora, ritengo che sia giusto fare quella strada, ritengo che sia fondamentale che il tratto della Valsugana sia in galleria. Ah, beh, sì, certo. Quello che ritengo assolutamente ingiusto per questo territorio è il fatto che si tratti ancora una volta di una opera a pagamento, perché i cittadini di questo territorio non sono cittadini di serie Z, non possono pensare in ambito regionale, la maggioranza che governa questa regione, che i cittadini di questo territorio, pur essendo uno dei territori più ricchi del Veneto, debbano obbligatoriamente pagare per la pedemontana, pagare per la Valsugana, per girare in questo territorio. Assolutamente ma forse ingiusto. il messaggio che hai dato è sbagliato. Voi dovreste dire, non so chi hai parlato. Sì, è l'assessore competente regionale. Può darsi che lui vivi in una grande città. Vive a Favaro Veneto. Beh, insomma, è un po' come dire a Torino che per andare a casa devi pagare il pedaggio per fare 8 chilometri. Ma qui sarà è uguale. la stessa cosa, qui, forse la a comunicazione. parte gli anni di benefit di cui godremmo, no, perché residenti in questo territorio, dopo si paga. Quindi noi per spostarci da Bassano, Rossano, per andare a est, a ovest, a nord o a sud verso Castelfranco, dobbiamo pagare. Credo che questo non se ne parla perché... Credo che questo... No, ma questo è sempre nella logica di prima il Veneto. Certo. Cioè, anche su questo credo che il fallimento politico della Lega sia di tutta evidenza. Dopodiché non so chi sia risultato vincitore di questa gara, spero non siano sempre gli stessi. Cioè coloro che in questi anni hanno costruito tutti gli ospedali del Veneto in project financing, coloro che hanno costruito quasi tutte le infrastrutture stradali in project financing. Io non sapevo questa cosa. Quei privati che per farsi garanti, okay, tra l'istituzione regionale e il sistema bancario guadagnano senza far nulla il 7% all'anno. Credo che questo sia ingiusto nei confronti dei cittadini. Ecco, questo è sicuramente ingiusto. Io continuo sempre a ripetere la stessa cosa perché non si fa come in Austria, Gilberto.
con i treni che metti su i camion, lì ce li togliamo fuori dalle base e si guadagnano pure le Ferrovie dello Stato e possono anche mettere qualcosa. È proprio difficile fare... Non abbiamo quella mentalità là, noi abbiamo potenziato tantissimo il trasporto su strada, infatti le compagnie su strada diventano sempre più grandi, sempre più grosse, hanno sempre più tir, e non c'è stata la cultura di pensare a sistemi di trasporto alternativi a quello che è su gomma. Sono passati anche perché se il trasporto su rotaia è Trenitalia, oltretutto, no, bisogna darli ai privati, se da un privato gli stanno facendo un matto. è meglio il trasporto su gomma. Sì, no, capisco io, però non è che possiamo andare dal meno peggio, bisogna anche cercare che la politica vada con le idee preziose, perché credo che una bella ferrovia che funzioni, ma penso per i cittadini che hanno dei figli, i figli possono andare a Trento e tornare in giornata senza spendere affitti, ecco che si darebbe un taglio a quello che è il costo. Guarda, della cultura. Dal primo giorno che sono diventato sindaco ho cercato di impegnarmi sul discorso della ferrovia Venezia-Trento, che sarebbero circa 80 km in meno per i convogli rispetto a quello che oggi fa Venezia-Trento passando per Verona. E dicevo provocatoriamente che mi piacerebbe di fare di Bassano la più importante città universitaria del Veneto, avendo semplicemente dei collegamenti rapidi con Trento, con Padova e con Venezia. Io credo che il futuro sia lì, quando lo capiranno non lo so, perché attenzione, guardate che la metropolitana di superficie, da come l'ho capito io, è una mezza bufala, perché vuol dire più convogli, ma non vuol dire metterci 40 minuti e andare a Venezia, vuol dire continuare a metterci 1 minuto e 20. Sono d'accordissimo con lei. Certo. L'utilità, sì, bisogna certo, tutto quello che migliora, ma certo che e la ferrovia è fondamentale per il nostro territorio. Noi siamo in chiusura, io ho lanciato provocatoriamente questa idea della Valsugana che ce l'ho a cuore come tanti, perché ritengo che la Valle del Brenta a livello di storia credo che sia proprio la storia d'Italia in qualche maniera, l'ha fatta la storia d'Italia anche nelle guerre, approfittando proprio della propria geografia, questo lungo corridoio all'Europa aperto, e quindi sarebbe bello che in qualche maniera voi vi impegnaste a venire anche in questa trasmissione per divulgare questa idea di una Valsugana che potrebbe essere diversa, lontana dalle lobby, e trovate una porta aperta e una casa aperta. Con questo io vi do l'appuntamento, ringrazio Stefano Cimatti, sindaco di Bassano del Grappa. Grazie a voi. Grazie anche a Raffaele Grazia. Grazie a voi. Guardalo ogni tanto questa trasmissione. Ma è anche difficile per noi essere a casa. Ma sì, ma di notte, arrivi a casa, guardala. No, ma guarda che c'è il servizio che lo puoi vedere anche in internet. Ci sono tutte le puntate, ha fatto un bel lavoro. Gilberto è un amico. Mi ha detto è un amico. Devi dirci in che sito? Sito o bianco o nero.it. Semplice. Ecco, amici telespettatori. Lo guardano persino gli interisti. Lasciamo perdere. Sì, no, tra l'altro da juventino non posso che essere particolarmente contento. Guarda, non abbiamo tempo. Intanto Torino sta dimostrando un'idea di città rivoluzionaria rispetto al mondo, sotterranea. Lo stadio, primo di proprietà della Juve, io non sono juventino ma gioisco, ahimè l'Inter è tornata quella di un tempo. Povero Tice, ci dobbiamo compatire a vicenda, ma insomma non c'è... Dai, siamo un po' masochisti, ci piace soffrire. Vabbè, dai, quest'anno speriamo nel derby almeno, dai. Grazie anche da Alessandro Tice, con tante sorprese seguiteci per queste trasmissioni. L'appuntamento è per giovedì con Scratch, trasmissione sportiva che si dedica al ciclismo, e settimana prossima con O Bianco o Nero avremo ancora una volta l'Associazione Italiana e Vittime della Strada e soprattutto anche l'avvocato Bottoli, il quale con le sue chicche insomma ci fa veramente brillare gli occhi. Un importante collegamento telefonico, pensate, con l'avvocato Taormina. A settimana prossima e strepitosamente in diretta. Grazie ai nostri ospiti e tornate bene nelle vostre case. Grazie. Arrivederci.